Gruppo Maschio Gaspardo apre una nuova realtà produttiva di oltre 50.000 metri quadri a Portogruaro. Le realtà politiche, regionali, provinciali e nazionali sono presenti per dare un omaggio a una nuova realtà che darà nuova occupazione ai lavoratori veneti, in special modo della provincia di Portogruaro. In un Veneto dove le aziende chiudono e i dipendenti aumentano il tasso di disoccupazione, il gruppo Maschio Gaspardo apre una nuova realtà produttiva a Portogruaro. 3 mesi sono voluti per costruire la 10ª realtà del gruppo, fondato da Giorgio ed Egidio Maschio. Direi che sappiamo che c'è una crisi, però da parte mia, da parte di un gruppo come la Maschio, ha sempre cercato di investire in tutto il mondo, non fermarsi solo in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, come Cina, India e Romania. E quindi non nascondo che nel prossimo mese andiamo a aprire lo stabilimento in America. Quindi siamo italiani e dobbiamo continuare a investire in Italia. E quindi noi non siamo in crisi. 15.000 metri quadri coperti produrranno sprayers e seminatrici per l'agricoltura. Una cerimonia in grande stile che ha visto la presenza del ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato tra i fitti impegni di governo che lo coinvolgono. Servono risorse, come su tutto. Non è difficile capire che a fronte di ogni spesa serve la copertura della spesa e questo vale per tutto. Tagliare l'IVA vuol dire trovare risorse sostitutive, tagliare l'IMU vuol dire trovare risorse sostitutive, affrontare il problema per esempio degli esodati o il problema del cassa integrazione speciale, 90.000 lavoratori, vuol dire avere risorse. Allora è un bilancio che nel suo insieme deve funzionare, questo è il problema che abbiamo, dobbiamo far tutto a costo zero. In una situazione occupazionale molto difficile per la provincia di Venezia, la presenza della presidente Francesca Zaccariotto ha rafforzato l'idea che una buona gestione imprenditoriale è tra le chiavi di successo per addomesticare la crisi economica e occupazionale. Allora, in Veneto le aziende chiudono, in provincia di Venezia le aziende chiudono. Qui a Portogruaro c'è una nuova realtà. È un ago in un pagliaio? Vorrei pensare che non è così, nel senso che evidentemente questa azienda ha saputo trovare l'incrocio giusto tra quella che era la domanda, quella che era l'offerta, quella che era anche, secondo me, la tenacia di una famiglia che tutti insieme ha deciso di provare anche qua. Io mi auguro che la presenza oggi del Ministro, che viene da una grande esperienza poi di sindaco, possa cercare di trasformare in risposte concrete quelli che sono i veri problemi delle imprese, cioè la burocrazia, le infrastrutture, la comunicazione. Questo sta a testimoniare che c'è ancora una luce, no, in questo tunnel famoso che tutti citano e che questa luce noi dobbiamo non solo conservarla ma ampliarla e per farlo bisogna fare squadra, non ci sono altre soluzioni. Benvengano dunque attività imprenditoriali quali la Maschio Gaspardo per un Veneto produttivo che dalla tradizione si proietti al futuro.